È sparito nel nulla e l'unico contatto con la famiglia è questo video diffuso online dalla testata Leggo in cui racconta di essere in pericolo di vita e di vivere da mesi in clandestinità. Alessandro Bozzato, imprenditore veneto di Cavarzere, da 20 anni si è trasferito in Messico. Nel suo racconto disperato inviato alla sorella Erika dice di essere nascosto in casa di amici come latitante senza avere nemmeno più i documenti. Del caso si sta occupando la Farnesina. Le immagini inviate riportano la data dell'8 agosto 2017. Si vede un gruppo di uomini che fa irruzione nella casa mettendo a soqquadro ogni cosa, fino a che qualcuno si accorge della telecamera e la distrugge. Il video ora è nelle mani degli investigatori. Bozzato la settimana scorsa ha mandato alla sorella anche un messaggio audio in cui racconta di aver acquistato dei camion da una persona che poi si è rivelato un delinquente e che ora lo perseguita e dove chiede aiuto. Ti prego, dice, fai in modo che possa rientrare in Italia, qui mi ammazzano. Bozzato, che in Messico si è sposato e ha avuto 3 figli, dopo aver vissuto a Città del Messico si era trasferito a Querétaro, nella parte centrale del paese, dove ha trovato fortuna aprendo un'impresa di medicinali e macchinari farmaceutici, espandendosi poi nel ramo dell'edilizia. Le cose a quanto pare sono cambiate da quando si è messo in società con un'altra persona di cui non si conosce il nome e dalla quale racconta la sorella di aver subito un danno economico. Si sarebbe rivelato un personaggio losco al punto di temere oggi per la sua vita. La Farnesina è al lavoro sulle poche tracce lasciate dall'uomo, che sostiene di non fidarsi di nessuno e di cambiare continuamente anche il cellulare. La speranza è che sia proprio lui a dare un indizio per giungere presto a una soluzione.